Un progetto formativo per contrastare il bullismo che vede la collaborazione tra il Comune di Noventa Padovano e la Polizia di Stato, presentata in questura una serie di incontri con i ragazzi delle classi terze delle medie del Comune della Cintura Padovana. Noi ci siamo resi conto, guardando le telecamere di sicurezza, che facevano delle prove, per esempio, di coraggio, mettendosi a fare le flessioni di notte sulle strisce pedonali mentre passavano le macchine. Oppure c'erano dei ragazzi che entravano negli impianti sportivi, oppure in patronato di notte, e andavano a mangiare le patatine, a bere, eccetera. Oppure si imboscavano. Bene, da quando abbiamo portato avanti un progetto con gli operatori di strada, i Trend V, questi problemi non li abbiamo più avuti. Quindi io sono molto contento perché ci abbiamo creduto, gli abbiamo dato fiducia, abbiamo fatto tutta una serie di progetti, adesso sono loro che si sono riuniti in un'associazione, sono loro che intervengono dicendo guardate che c'è un problema, guardate che lì c'è una situazione poco chiara, sono loro parte attiva. E la tradizionale festa del Folpo, che l'anno scorso ha visto alcuni episodi di bullismo, sarà teatro di incontri il cui tema è proprio la prevenzione. Sicuramente ho trovato un'amministrazione molto fertile da questo punto di vista, che è già molto avanti in queste politiche giovanili, e quindi da qui mettere insieme una serie di attori per andare a creare prevenzione. Questa è la nostra principale missione, che in tutti i modi stiamo cercando di fare. Non solo repressione da parte delle forze dell'ordine, ma dialogo e confronto per spiegare ai più giovani a cosa vanno incontro. Lo abbiamo convocato in quest'ora per notificargli un avviso orale, è un soggetto che è stato già destinatario negli ultimi 12 mesi di 9 denunce, quindi comunque un ragazzo con delle problematiche, con un atteggiamento di sfida nei confronti delle forze dell'ordine, con una indifferenza anche alle responsabilità. Quando l'abbiamo convocato con il padre, per tutta la prima parte dell'incontro, del colloquio, c'è stata una forma di opposizione nei confronti della controparte, ma anche un'assenza, un'indifferenza, guardava altrove, non rispondeva alle domande, però insistendo sempre su questo concetto della responsabilità, facendogli vedere anche nel dettaglio minuto quelli che erano i rischi sostanzialmente che stava correndo, perché comunque 9 denunce sono vari anni di carcere a cui rischia di andare incontro. A un certo punto ho visto che in lui si è acceso qualcosa, è entrato in contatto, in comunicazione. Quando è andato via mi ha salutato, mi ha stretto la mano in maniera molto contenta, nel senso era contento del dialogo che c'era stato.